Bene, eccoci tornati in studio, nuovamente in diretta, ultima parte della nostra trasmissione che, come abbiamo detto in apertura e anche prima della pubblicità, dedichiamo alla questione del sonno e dei suoi disturbi, Ermanno. Sì, il sonno che vuol dire è una fase importante della nostra esistenza, perché rappresenta all'incirca, giorno più, giorno meno, il 30% della nostra esistenza. Dormiamo. Qualcuno lo concepisce come una perdita di tempo, ma qualcuno invece deve capire che il sonno è essenziale, fa parte della vita il dormire, ovviamente. Come e le patologie di questo è oggetto di questa seconda parte della trasmissione. Certo. Presentiamo subito gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Buonasera al dottor Emanuele Nizzetto. Buonasera Nizzetto, un pneumologo, direttore della pneumologia all'ospedale di Dolo. Buonasera alla dottoressa Giorgia Chinaglia, buonasera. Dell'unità operativa di neurologia, responsabile del centro di medicina del sonno dell'ospedale di Dolo. Buonasera anche a lei, grazie di essere qua. Buonasera al dottor Paolo Capuzzo. Buonasera, in questo caso abbiamo un otorinolaringoiatra, si dice così, no? È corretto, no? Della divisione otorinolaringoiatra, anche lei dell'ospedale di Milano. Di Milano, lei di Milano, che comunque fa parte, no? Dolo e Milano è sempre la stessa famiglia, diciamo, tra virgolette. La stessa grande famiglia. Buonasera alla dottoressa Alice Cabianca, dell'unità di odontoiatria dell'ospedale di Noale. Ecco, sì. Grazie anche a lei allora di essere qua. Allora, prima di entrare nel merito, chiamiamolo così, scientifico del sonno, Ermanno, forse è il caso, come dire, di raccontare anche come è stato interpretato il sonno e di come è presente anche nella letteratura e anche nella storia. Sì, abbiamo vari accenni da parte di quello che è la mitologia, no? E quindi abbiamo... Beh, nella mitologia sicuramente i telespettatori ricorderanno Morfeo, no? Sì. Abbracciati nelle braccia di Morfeo, ma possiamo aggiungere anche che Morfeo è figlio di Ipno e di Notte. Questi sì, due... da cui il termine ipnosi, certo, no? certo. Quindi la scienza che arriverà successivamente nel secolo scorso, con Freud e tutto l'annesso e connesso. Certo, beh, ma ricordiamo anche che nella mitologia greca e soprattutto comunque nei tempi passati il sonno e soprattutto i sogni avevano un'importanza sicuramente diversa da quella che sì, oggi. Il sogno era interpretato, ma d'altro canto anche Freud interpreta i sogni, perché il momento in cui il cervello è libero di potersi muovere come vuole, non è condizionato dalla presenza, dall'ambiente, e quindi ritorna e vaga dentro di sé e si muove con pulsioni che vengono appunto dalle esperienze che ha avuto durante la giornata o nella sua vita, quello che l'ha colpito, oppure qualcosa che emerge dal profondo, come si suol dire, dall'io, e quindi abbiamo i sogni. E i sogni da una parte possono preannunciare eventi come si usava una volta, e dall'altra parte invece manifestare delle patologie. E queste patologie gli psichiatri riescono a individuare, proprio a tirarle fuori dai sogni, perché sono pulsioni che escono successivamente all'evento. Ma poi abbiamo invece la letteratura, e a questo punto suggerirei di vedere che abbiamo trovato un pezzo molto bello con Albertazzi di Shakespeare, nel punto in cui lui, Amleto, parla dell'essere o non essere. Ma questo pezzo da Albertazzi è stato preso e proposto in una maniera un po' originale, e direi che viene giusto appunto per questa trasmissione. Certo. Se la regia vuol metterlo in onda, lo ascoltiamo. Facciamo vederlo ai nostri telespettatori. Cos'è per me l'uomo? Questa quintessenza di polvere. No, l'uomo non mi piace, no. Non mi diverte neanche la donna, no. Essere o non essere.
Questo è il problema. Se sia più nobile in the mind sopportare il peso, gli sberleffi della malasorte, oppure davanti a questo mare di infelicità rifiutarsi, dire no, prendere un'arma e finirla, morire, dormire, nient'altro. E in quel dormire placare gli spasimi del cuore, annegare tutte le infinite miserie di cui è schiava la carne. Ah, questa sì è una consolazione da invocare devotamente. Morire, dormire, dormire, forse sognare. Ecco il punto. Che sogni faremo di là? Che sogni faremo di là? Ecco, una bella introduzione, direi. Quindi, dottoressa Chinaglia, cosa le ispira questo passaggio molto rapido di Albertazzi? Albertazzi ha centrato una questione importantissima: dormire, che viene in un certo senso raccontato da lui come un distacco dalla realtà, poter abbandonare le preoccupazioni, sognare come qualche cosa invece di creativo. Il sonno è di per sé un insieme di moltissime funzioni, di funzioni che servono per la vita, prima di tutto come mantenimento del cervello di per sé, perché il sonno non è un periodo di quiete per il nostro cervello non è lì inattivo a far niente. Durante il sonno compie tutta una serie di processi molto importanti, il primo dei quali per esempio è accumulare delle molecole di energia che poi utilizzerà durante il giorno. Quindi è una ricarica. O è una ricarica, sicuramente. Un po' il telefonino che si mette sul comodino, no? Sì. Lo attacco e la mattina dopo lo trovo caricato. Esattamente. Allo stesso modo è un processo che permette di ripulire da tutta una serie di informazioni ridondanti, inutili, che noi accumuliamo durante il giorno, perché se per esempio... L'approfondimento lo facciamo più tardi. Invece, il dottor Nizzetto, che impressione le ha dato e che ispirazione le ha dato Albertazzi? Ma possiamo dire questo, io da pneumologo ovviamente posso dire che è incredibile come la respirazione sia fondamentale per avere una buona qualità del sonno. E quindi se vogliamo mantenere un sonno con le caratteristiche che ha detto la dottoressa, quindi che ci permette di riposare con qualità, di sognare, dobbiamo anche respirare bene durante la notte. E questo è il motivo per cui noi pneumologi ci interessiamo della patologia respiratoria del sonno. Dottor Capuzzo, cosa le ispira Albertazzi e Shakespeare? Sonno, dormire, sognare forse? Dormire richiama sempre a qualcosa di piacevole, a qualcosa di ristoratore, a qualcosa di... qualcosa che faccia ricaricare, che ti dia la spinta per affrontare meglio la giornata. Forse anche un taglio con la realtà della vita. Una fuga dalla realtà. Può essere anche quello, insomma, può essere anche quello. Alice Cabianca? Dormire è una cosa che al giorno d'oggi tanti bramano e purtroppo per vari motivi spesso non riescono ad ottenere, o meglio, chi vorrebbe dormire spesso non riesce, e chi invece potrebbe, magari perché non ha particolari problemi, invece rimane sveglio preso da altre attività, da altre cose. Aveva questi problemi, quindi sognava il sonno ma non riusciva a dormire. Bene, allora introduciamo l'argomento e tornerei alla dottoressa Chinaglia, appunto, che ci spieghi che cos'è il sonno in maniera tranquilla, piana, in maniera tale che la gente e i nostri telespettatori a casa riescano a seguire e magari individuare delle problematiche che loro hanno. Certamente sì,
anche perché, come diceva giustamente lei prima, noi spendiamo un terzo della vita dormendo, quindi deve servire a qualcosa. E il buffo della faccenda è che fino a un secolo fa non avevamo la più pallida idea di quale fosse l'utilità del sonno. Quindi è una scienza nuova. È una scienza nuova, una scienza che è nata con lo sviluppo di una tecnica che si chiama elettroencefalografia, che è stato il primo sistema che ci permetteva di registrare delle onde che il nostro cervello produce. Onde che sono molto diverse a seconda della regione, della porzione di cervello che stiamo esaminando. Sì, dovremmo avere anche delle immagini a supporto di quello che ci sta spiegando. E proprio in questo senso, esatto, noi possiamo vedere come con tanto stupore i primi scienziati si accorsero che quando registravano l'attività che proveniva da un cervello sveglio, che è questa, trovavano qualche cosa di completamente diverso da ciò che vedremo tra poco nel sonno. Sono degli impulsi elettrici che poi vengono tradotti sotto forma grafica, quindi noi li vediamo e li vediamo in una maniera assolutamente... facendo una battuta, il terremoto del cervello, no? in un certo senso, segna il movimento, esattamente, le pulsazioni del cervello. Certamente durante il sonno questa attività cambia totalmente, non solo, ma si accorsero subito che non era tutta uguale. E questa è stata la prima cosa che ha sorpreso. Abbiamo cominciato a capire questo come l'hanno interpretato adesso è lo stadio 1. Questo è il sonno leggero. Quindi quando normale, è la prima parte, quando noi ci stiamo addormentando. Man mano che il nostro sonno si approfondisce, ecco comparire, vedete, un'attività che è già completamente diversa da quella precedente. Ancora, a seguito di questa, ne compariva un'altra completamente diversa, quindi ben riconoscibile, vedete come è completamente diversa, lenta, sembrano un po' le onde del mare, no? Mentre prima veramente sembrava la corrente elettrica. E da qui si arriva a una cosa molto particolare, che è la prossima, è lo stadio dei sogni, che si chiama fase REM, proprio dai movimenti oculari che avvengono in questa fase, che si chiamano movimenti oculari rapidi. Perché si muovano gli occhi nella fase del sogno, a tutt'oggi non lo sappiamo, però ci serve per poterla riconoscere fra tanti elementi. E quello poi che si è visto è che queste fasi che vi ho mostrato si susseguono sempre con la stessa sequenza e si ripetono più volte nel corso della notte, come possiamo vedere. Vediamo anche la foto successiva, sì. Vediamo se la regia... Eccolo qua. Questo, vedete, non prendete paura, è un grafico riassuntivo di ciò che accade durante la notte. Queste fasi si ripetono dalle 4, 5, 6 volte, cambia un po' la composizione, diciamo, tra le prime e le ultime, ma c'è sempre questo tipo di situazione. Quindi mentre noi possiamo vedere nella parte alta del grafico un sonno ben fatto, normale, sotto possiamo capire che cosa è per esempio un sonno di una persona che soffre di insonnia. Questo sonno è tutto, vedete, bucato da quelle piccole asticelle che sono, diciamo, le pulsazioni non sono regolari. Le fasi di veglia, e quindi non c'è più l'armonia di prima. Cosa abbiamo cominciato a capire allora? Abbiamo cominciato a capire un'altra cosa molto importante, che il cervello durante la notte si attiva in fasi di sonno diverse, in zone diverse, quindi effettivamente è come se il cervello dormisse, ma dormisse a pezzi, e quindi questi vari nuclei nel tempo avessero dei momenti di quiete e dei momenti in cui sono molto attivi perché sono interessati a generare una di quelle fasi che abbiamo visto prima.
Questi sono stati i primi studi. Da lì appunto abbiamo sviluppato delle apparecchiature che si chiamano polisonnografi, dalle quali vediamo magari eccolo qua, che abbiamo... Allora, questa è l'immagine di una persona che viene appunto preparata per eseguire una polisonografia, quindi ha tutta una serie di sensori che servono sia per registrare l'attività elettrica in sonno, sia per registrare poi invece i movimenti respiratori, il russamento di cui vi parleranno i miei colleghi. Il paziente adesso sta dormendo, il paziente ha dei sensori che riescono a rilevare quello che è il suo... Queste registrazioni nella maggior parte dei casi vengono però condotte a domicilio, il paziente viene preparato, poi va a casa e dorme a casa sua, perché se deve fare uno studio ad esempio per insonnia è chiaro che dorme molto meglio nel proprio letto. Ci sono delle invece registrazioni più raffinate che richiedono anche il filmato, quindi il video e il sonoro, l'audio, per individuare delle manifestazioni particolari, e quelle, ecco qui, vengono fatte nel laboratorio del sonno, perché quelle non si possono fare a domicilio. Entrambe comunque al giorno d'oggi fortunatamente poi vengono analizzate con dei sistemi computerizzati. Ecco, immaginate quando le facevamo, quando io ho iniziato invece tutto questo veniva fatto con la carta, quindi in una notte intera c'erano degli enormi plichi che andavano poi graficamente a tradurre tutto quello che accadeva. Adesso invece con questi sistemi noi molto più rapidamente raccogliamo tutte le informazioni che poi richiedono un lungo lavoro per essere analizzate, comprese, classificate, richiedono dalle 2 alle 3 ore di lavoro per un singolo esame, però sono indubbiamente un grossissimo passo avanti, anche perché ci permette di condurre degli studi su popolazioni molto vaste, quindi collaborazione tra vari centri. Bene, allora sicuramente insomma, possiamo dire che la scienza sta facendo dei passi avanti per interpretare, per capire quello che succede nella nostra testa intanto che dormiamo, ma allora professor Nizzetto, dottor Nizzetto, chiedo scusa, cioè quanto è diffuso i problemi del sonno, quanto sono diffusi nella popolazione? Dobbiamo distinguere i problemi legati alla cattiva respirazione del sonno da altre patologie specificatamente neurologiche, che sono le insonnie principalmente, che noi ci interessiamo come pneumologi principalmente delle ipersonnie, cioè di quelli che paradossalmente hanno una sonnolenza eccessiva durante il giorno, e questo è un parametro che ci fa capire che la qualità del sonno notturno non c'è. La patologia principe è la sindrome delle apnee ostruttive notturne, che è caratterizzata dopo da una respirazione ritmica con delle pause che possono essere respiratorie, identificate qualche volta anche dal partner, e che sono dovute a un collasso delle vie aeree superiori. Questo collasso ritmico può portare a una ostruzione completa, quindi a un'apnea, o un'ostruzione parziale della respirazione con delle cadute dell'ossigeno. Ovviamente provate a immaginare cosa capita a un paziente che dorme in questo modo. L'architettura che le ha fatto vedere la dottoressa viene completamente sovvertita, perché ogni volta che abbiamo una carenza di ossigeno il nostro cuore soffrendo libera delle sostanze che ci portano ad avere dei piccoli risvegli inconsci che possono ripetersi nell'arco della notte numerose volte, da un minimo di 5 per poter dire che si è affetti di questa patologia fino a 30, 40, 50, 60 volte la notte. Uno che dorme in questo modo durante il giorno ha delle alterazioni significative della qualità della vita, che sono si percepiscono anche bene, soprattutto anche nei familiari, perché il paziente può essere più nervoso, più irritabile, si addormenta facilmente, specie quando guarda la televisione, guarda il Gran Premio, gli viene voglia di farsi il pisolino, ecco, quindi, e quello è già un segnale che non abbiamo dormito bene durante la notte. Ma questa problematica purtroppo impatta anche dal punto di vista cardiovascolare, ed è di lì che ovviamente dobbiamo intervenire, perché riduce in maniera significativa ovviamente la sopravvivenza, ed è per questo che ci interessiamo a scovare questo tipo di patologie.
La tecnica ovviamente... Questa privazione dell'ossigenazione dell'organismo, sì, perché ci sono queste apnee, queste interruzioni, certo, della respirazione, cosa comportano poi come effetto negli altri organi, per esempio nel cervello, per esempio nel fegato, nel cuore in particolare, certo, perché il cuore è quello che soffre per primo, prego. Sì, allora a livello del cervello ovviamente non mette il cervello in condizione di avere un sonno di qualità, proprio perché ogni volta che il cervello cerca di approfondirsi, soprattutto in fase REM, e quindi di arrivare nella fase di assoluto rilassamento, che poi è quello che dà la qualità del sonno, il paziente viene svegliato dall'apnea o dall'ipopnea, che è comunque un'ostruzione parziale. Sì, ma a livello neuronico non c'è una sofferenza, dei neuroni. Beh, allora, sofferenza qua, io chiederei alla dottoressa, sicuramente qualcosa c'è. Ci sono parecchi studi adesso con le tecniche molto recenti, le tecniche di risonanza, che dimostrano in maniera molto chiara che in alcune zone chiave per noi del cervello, che sono le regioni frontali e prefrontali, la sindrome dell'apnea notturna, se prolungata per un tempo superiore ai 6 mesi, determina delle alterazioni neuronali, una perdita di cellule, una perdita, una morte proprio di cellule, quindi un impoverimento. Allora, io ho studiato, cioè io ho applicato tempi passati l'apnea, perché io ho fondato il Club Sommozzatori nel 1965 a Padova, è la prima scuola sommozzatori, tra le prime, la seconda scuola in Italia sommozzatori. Il nostro maestro era Duilio Mercante e Luigi Ferraro, medaglia d'oro della 10ª massa. E siamo arrivati, io sono arrivato a un'apnea di 6 minuti e 20 secondi. Però naturalmente poi ho continuato a respirare. Se invece queste apnee sono successive e in tempi molto ristretti, possiamo avere anche delle patologie irreversibili. Certamente, anche perché in un paziente grave, voi immaginate, si possono raggiungere 60 apnee per 60 minuti di sonno, possono essere molto corte. Quindi tutte queste alterazioni che diceva Tornizetto si ripetono per un numero infinito di volte, Quindi il cervello deve essere ossigenato, la carenza di ossigeno determina delle difficoltà. Quello è uno dei meccanismi, probabilmente non è l'unico, comunque non è soltanto l'ossigenazione che è chiamata in causa. Ecco, magari per riassumere abbiamo anche delle grafiche che riassumono un po' quelli che sono i segnali, no? Quello che vediamo, no, non sono queste, sono quelle, quelle successive. Vediamo se riusciamo a mostrare quella dei sintomi notturni, diurni, e poi anche quello che, eccolo qua, la regia mi dicono che sono quasi pronti, vediamo se ci siamo, così riassumiamo un po', no? E cerchiamo di capire come siamo, vediamo, eccolo qua, sì, sintomi notturni. Allora, il russamento intenso, quindi quando le persone russano in maniera pesante. Il sonno non riposante qual è? Quello che al mattino... Beh, quando uno si sveglia al mattino non ha voglia di cominciare la giornata in piena energia e non sente la necessità di girarsi dall'altra parte e di riaddormentarsi. Se uno si sveglia la mattina col desiderio di rimanere a letto, vuol dire che non ha riposato bene, oggettivamente. Le pause riferite dal partner sono una dei sintomi che danno quasi la certezza matematica della cattiva qualità della respirazione notturna, perché il paradosso è che chi soffre di questa malattia spesso non si rende conto, e quindi è il partner che lo spinge ad andare a farsi visitare, perché lui è convinto di riposare bene, perché è talmente deprivato del sonno che come appoggia la testa sul cuscino si addormenta, solo che rimane sempre nelle fasi molto più leggere del sonno, fase 1, fase 2, cioè se uno vedesse la polisonnografia di un paziente con una grave OSAS si accorge che forse il sonno REM quasi non c'è,
o a dire io qualche paziente ho visto proprio a zero. Ecco, ho parlato di OSAS, spiegavano ai telespettatori, OSAS è la sigla che è un acronimo che sta all'inglese, rovesciamo, per sindrome delle apnee ostruttive, certo. Sarebbe obstatic sleep apnea, però è più sì, semplice l'italiana, certo, no, sindrome delle apnee ostruttive. Ecco, rivediamo ancora la grafica gentilmente, così possiamo concludere gli altri due punti. Allora, ripetuti i risvegli con sensazione di soffocamento. Ecco, questo non è frequentissimo, però, ce l'hanno quelli che hanno le pause più prolungate, possono avere proprio questa sensazione proprio di un qualcosa di una morsa che chiude la gola, definitivamente la gola, e qualche volta si svegliano anche con dei sogni di soffocamento, di annegamento o di un laccio, e se lo ricordano, te lo dicono. E la nicturia, cioè la necessità di andare in bagno che spesso, come si dice, ad urinare, che spesso è associata a un problema negli uomini di ipertrofia prostatica, invece molte volte si può risolvere dormendo meglio. Meglio. Vediamo anche quelli che sono i sintomi diurni, così eccessiva sonnolenza diurna, come diceva prima. Questa è da prima in assoluto, sì. Ovviamente qualcuno può avere mal di testa, il mal di testa è dovuto al fatto che se effettivamente ci sono queste carenze prolungate ci può arrivare non solo alla carenza dell'ossigeno, ma anche a un aumento dell'anidride carbonica che può dare cefalea mattutina, e quindi le cefalee mattutine sono un segno quasi di gravità. L'astenia, la stanchezza, è gente che è sempre stanca, ha poca voglia di fare. Riduzione della memoria. A proposito del danno che può dare, sicuramente un danno sulla qualità della vita lo dà, perché può dare difficoltà a concentrarsi, rallentamento nei tempi di reazione, anche decadimento delle funzioni cognitive. Certe iniziali, chiamiamo così, demenze, sono qualche volta in relazione a una cattiva qualità del sonno. Certo. Quindi, per riassumere, abbiamo delle difficoltà a dormire derivate proprio dai centri nervosi, perché abbiamo delle patologie neurologiche, abbiamo delle invece interferenze perché la fisiologia non è perfetta, quindi abbiamo delle forme di patologia, e quindi, dottor Capuzzo, quali altre interferenze ci sono, quali sono gli apporti che una irregolare formazione del nostro apparato respiratorio può determinare sul sonno? Allora, l'apnea ostruttiva appunto nasce proprio per la maggior parte nei distretti di nostra pertinenza, cioè otorinolaringoiatrici, dal naso, dal palato, dalla lingua stessa, addirittura anche l'epiglottide. L'epiglottide è una struttura cartilaginea che durante la deglutizione fa da tappo, chiude le corde vocali, consentendo la deglutizione e impedendo quindi che il cibo vada a finire nei polmoni. Quindi addirittura quella struttura così bassa, così profonda, riesce a produrre ostruzione. Lo studio che facciamo appunto nei nostri centri è appunto cercare di capire qual è la parte più importante che è la causa di prevalente ostruzione, e questo lo facciamo con appunto uno studio endoscopico da svegli con le persone in ambulatorio, oppure addirittura possiamo programmare simulare tra virgolette un sonno farmacologico, indurre il sonno e attraverso appunto sempre l'uso di un endoscopio andare a vedere dove c'è il sito di prevalente ostruzione. È molto molto importante questa tecnica, si chiama sleep endoscopy, l'endoscopia del sonno, che ormai è diventato uno step imprescindibile per poter poi aiutarci nel capire dove poter intervenire. Ho capito. Cioè, qual è il punto di ostruzione della respirazione? Sì. E quindi questo endoscopio, per spiegarlo ai nostri telespettatori, com'è? Immaginiamolo come una specie di spaghetto nero, uno spaghetto nero, la punta una fibra ottica si può muovere, una fibra ottica. Una fibra ottica che penetra dentro attraverso il naso. Noi entriamo, ci posizioniamo sopra al palato e da lì possiamo vedere tutto. Ho capito. Poi l'ottica stessa è collegata con una telecamera, possiamo vedere attraverso una televisione, possiamo registrare, filmare tutto, e quindi possiamo poi rivedere. Mentre il paziente dorme. Mentre il paziente dorme. Ho capito. Lo si porta a un grado di approfondimento del sonno molto spinto,
Sì. Quindi quasi al limite con dei farmaci oppure spontaneamente? Con i farmaci. Sì. Con il Propofol è un farmaco appunto Sì. che induce il sonno e quindi lo si porta ad un limite proprio estremo, quasi al limite di dover intubare la persona, cioè dover mettere un tubo per poterlo poi ventilare. Quindi è un gioco di coordinazione tra noi e l'anestesista. E quindi diventa una protesi, poi si trasforma in una protesi questo o no? Questo permette poi di fare diagnosi di precisione, cioè, perché oltre che vedere dove si ostruisce, permette anche di capire come si ostruisce. Cioè io posso vedere il palato che vibra, ma posso anche capire in che modo. Sì, beh, adesso ci facciamo vedere il... Poi per quanto riguarda gli interventi possiamo poi intervenire miratamente o solo sul palato, tonsille, palato e anche sul naso, cioè turbinati, setto, cioè varie sono addirittura base della lingua. Quindi anche adenoidi, tonsille nei bambini. Se dei bambini troppo gonfie, eccetera. Troppo gonfie vanno a ostruire e quindi determinano appunto questa ostruzione che noi risolviamo con l'intervento di adenotonsillettomia. Ecco, ma questo può anche interferire sulla crescita del bambino se la cosa certamente è grave. Sì. Certamente sì. Vuole spiegarlo a qualche mamma che ha... Certamente l'incapacità di respirare del bambino porta a un bambino molto irritabile, molto svogliato, incapace di essere concentrato durante le sue attività diurne e non solo, ma appunto l'eccessiva ipertrofia delle tonsille può addirittura inficiare la capacità di alimentarsi e quindi diventa difficile per un bambino poi anche crescere in maniera regolare. Tanto è vero che appena hai tolto tonsille adenoidi il bambino cambia da così a così. Proprio c'è un cambiamento radicale rifiorisce. Ecco, allora lasciamo la parola a Alice Cabianca, che naturalmente tratta sempre il fattore del sonno, ma da un altro punto di vista, cioè prepara delle protesi. Di che tipo? Allora, i pazienti vengono da me a scopo terapeutico, la diagnosi è già stata fatta dai colleghi e quindi diciamo che lei è odontoiatra. Io sono odontoiatra, assolutamente. Quindi sembrerebbe strano, dice, ma si interessa dei denti e cosa c'entra, no? E invece, guarda caso, perché un sacco di pazienti arrivano dicendo ma perché sono dal dentista, io non ho problemi ai denti, ho problemi di apnee. Perché? Perché i dentisti non trattano solo i denti, un intervento odontoiatrico può intervenire anche a livello di mandibola e della posizione della lingua. Infatti come si vede dall'immagine, vie aeree aperte, una situazione normale la prima immagine, e fa vedere che l'aria riesce a passare tranquillamente dal naso, arrivare giù per la faringe e poi raggiungere ovviamente i polmoni e può fluire tranquillamente. Nella seconda immagine invece si vede cosa succede quando ci sono queste apnee ostruttive. Cosa succede? La mandibola e la lingua praticamente durante il sonno scivolano indietro e ostruiscono appunto le vie aeree e causano questo blocco del passaggio dell'aria. Come posso intervenire io come dentista? Confezionando un apparecchio che può essere considerato un apparecchio ortodontico che costringe la mandibola a stare in avanti durante la notte, quindi praticamente viene indossato e porta la mandibola in avanzamento, come si può vedere dall'immagine, dalla prima immagine, in questo caso quella blu, portando la mandibola in avanti rispetto alla sua posizione normale. Cosa impedisce? Impedisce il collassamento all'indietro della lingua e quindi mantiene la pervietà delle vie aeree. Quindi è un meccanismo molto semplice e è l'apparecchio, una cosa che molti mi chiedono perché hanno paura, praticamente mi chiedono ma dottoressa l'apparecchio mi porterà poi nel tempo a sviluppare la mandibola in avanti e a quindi cambiare il mio profilo? E invece non c'è assolutamente nessun pericolo di questo, perché ha solo un'azione meccanica. Cosa vuol dire? Lo metto, la mandibola sta in avanti, lo tolgo, torna tutto indietro, non ha una funzione ortopedica, quindi non funziona, non modifica l'articolazione assolutamente
nella formazione della mandibola? No, assolutamente non modifica né l'osso, né il profilo, né la posizione della mandibola. Dottor Capuzzo, qualche volta si vede la pubblicità di la gente che russa si mette una sorta di dilattatore del naso e sembra che risolvano tutto, no? Ecco, ci vuole spiegare quanto è utile sì, non ci sono solo i cerottini, per il farmacista e quanto è utile per il paziente? Allora, non ci sono solo i cerottini, a dire la verità. Sì. Sono i cerottini, ci sono anche dei dilatatori nasali in silicone. Poi recentemente sono stato a Roma proprio la settimana scorsa e ho visto proprio questi dilatatori particolari. Allora, modificano in parte la valvola nasale, che è la parte cedevole del naso. Può migliorare un pochino la respirazione, però non possiamo pretendere che facciano miracoli, ecco. Perché anche tra l'altro è molto più complesso il problema delle apnee ostruttive, ma anche il russamento semplice è molto più complesso, perché non è solo ed esclusivamente dal naso che si risolve la situazione. Anzi, in alcuni casi si è visto che migliorando la respirazione del naso peggiori addirittura il russamento, perché entra troppo velocemente, troppa aria e quindi crei un collassamento eccessivo a livello palatale. Quindi non è sempre vero che bisogna ipercorreggere un naso. Okay? Ma ecco, quanto interferisce il palato in certe forme di russamento oppure diciamo che è uno dei siti più importanti nella genesi del russamento, direi uno dei più importanti se non fosse il più importante, però non è l'unico e non possiamo dare una graduatoria in primis in assoluto. Però diciamo è certamente un attore più importante. Sì, certo, lei ci ha gentilmente fornito delle immagini relative appunto agli interventi che si possono fare, che si può intervenire. Ecco, allora se la regia gentilmente il video del dottor Capuzzo, il numero 2, riusciamo a vedere infatti eccolo qua, come vedete adesso abbiamo già confezionato la tonsillectomia. Allora, dove siamo? Sono sul palato molle, il palato molle che sarebbe il palato dietro, la parte più posteriore del palato, quello che c'è la parte dura ossea e più posteriormente quella mobile, quella morbida, palato molle. Le persone sanno quello che vedete muoversi e che va in centro, che va giù, ecco, quella è l'ugola, va bene? E io sto trafiggendo il palato praticamente con un ago molto grosso attraverso il quale passa una corrente e crea un'ustione all'interno del palato. Okay? Questo ingenera nei giorni successivi una retrazione cicatriziale e quindi irrigidisce la struttura palatale. Ho capito. Okay? Cioè diventa più rigida e diventa più rigida. Non collassa più quando respira di notte? Collassa di meno. Tra l'altro adesso farò anche un passaggio sull'ugola, quindi non taglierò l'ugola, ma la ridurrò di volume con questo, ecco qua, che trafigo l'ugola, e da lì successivamente si avrà una riduzione di volume dell'ugola. Attualmente la chirurgia di questo distretto sta diventando una chirurgia, come ho detto, sartoriale, cioè si cerca di confezionare la chirurgia sul paziente. Ad personam. Sì, deve essere confezionata ad personam, non può essere fatta standard. Ecco, sono interventi complessi? Di per sé non sono difficilissimi. E per il paziente che cosa comporta? Per il paziente possono essere dolorosi nel post-operatorio perché sono... Diciamo, tutti sanno ovviamente che la tonsillectomia fa male nel post-operatorio. Io stesso sono un tonsillectomizzato, quindi ricordo benissimo la tonsillectomia fatta da sveglio, perché all'epoca si faceva da sveglio. E quindi è un intervento sì che nel post-operatorio crea dei dolori, però insomma il successivo vantaggio che si trae dopo è un vantaggio notevole, insomma. Quindi costo-beneficio è a vantaggio del paziente. Con questo intervento si risolve il problema del piano. Non si risolve magicamente il problema. Magicamente non si risolve perché la chirurgia di per sé è un aiuto ed è sempre da valutare nel complesso della patologia. Sì, nel complesso. Va sempre calata nel contesto della persona stessa, quindi non possiamo dire la chirurgia è il toccasana, risolve tutto, no,
questo deve essere un messaggio che deve passare chiaro, limpido e cristallino. E non possiamo dire che la chirurgia da sola risolve, assolutamente. È di aiuto per i colleghi che appunto si occupano di queste cose. Quindi migliora la respirazione e evita il... Può migliorare la respirazione, può aiutare l'uso della CPAP a tollerare meglio la CPAP, che è il trattamento principe in questi casi, e quindi può aiutare appunto a far lavorare meglio il nostro paziente, insomma, ecco, a farlo riposare meglio. Ecco, dottor Nizetto, che vantaggi abbiamo in queste forme chirurgiche di intervento per riuscire a modificare quella che è l'anatomia del paziente? Ma allora, io come specialista devo dire che cerco di non mandarlo a fare l'intervento, certo. Ecco, e noi abbiamo comunque una terapia che permette la risoluzione del problema mantenendo l'anatomia che Madre Natura ci ha dato, e che è l'utilizzo di questo piccolo generatore di pressione che in inglese si chiama CPAP, che vuol dire un ventilatore a pressione positiva continua, che fornisce una pressione continua nell'atto del respiro durante ovviamente il riposo notturno, attraverso una maschera che può essere o nasale o oronasale, e grazie a questa pressione che viene mantenuta nelle vie aeree si ottiene la pervietà per tutta la notte, e quindi c'è un ripristino della fisiologia del sonno, perché l'assenza proprio della ostruzione ripristina la qualità del sonno. I pazienti dormono meno ma dormono meglio. E ovviamente se voi mi dite è una terapia che tutti accettano, ahimè no, perché non è fisiologico andare a letto con una maschera al naso e con questo piccolo ventilatorino che soffia. Però chi si adatta, chi riesce ad abituarsi, vede dei risultati, non dico immediati, ma nel giro di pochissimo tempo, perché dormire di nuovo fisiologicamente ti dà una percezione della qualità del sonno che probabilmente molte persone si ricorderanno solo quando la situazione era veramente fisiologica, e quindi è veramente piacevole dormire incredibilmente con l'assenza dell'apnea. Però non tutti ce la fanno, allora in quel caso lì è importante integrarsi con gli altri colleghi, e quindi si può intervenire o chirurgicamente in casi selezionati, oppure con gli oral device, che sono gli strumenti che gestisce il chirurgo maxillofacciale o l'odontostomatologo. Ecco, quindi è sempre una medicina integrata, cioè non è mai una medicina che lavora da solo, oramai lavoriamo in gruppo, e infatti vedete che qui siamo un gruppo che lavora in team, perché il paziente, ogni paziente ha la sua terapia dedicata, però la stragrande maggioranza dei pazienti viene gestita con questi piccoli strumenti che, ricordo, sono considerati un LEA, quindi vengono forniti gratuitamente. C'è tutto un percorso ovviamente amministrativo da fare, però è previsto un contributo per questo tipo di... assolutamente, sono gratuiti per i pazienti che ne hanno diritto. Certo, benissimo. Allora, ecco, quello che io, forse questo fenomeno dell'insonnia che tutti abbiamo subito in vari momenti eccetera, è abbastanza diffuso, credo, perché abbiamo anche delle percentuali. Sì, certo, c'è la regia, abbiamo preparato delle slide sintetiche, diciamo, dove abbiamo un pochino... Questa insonnia che è abbastanza invasiva, in realtà viene sottovalutata dalle persone. Allora, se invece si prende più concretamente atto di quello che sta succedendo e delle eventuali conseguenze di questo sonno turbato dai motivi che abbiamo visto prima, ecco che vediamo la percentuale di disturbi del sonno che sono... Ecco, allora c'è un 70% soffre di disturbi del sonno, diciamo, in senso generale, certo. Poi un 40% ha la difficoltà ad addormentarsi la sera, dopo magari parleremo anche di quali sono i motivi. Certo. Poi abbiamo il problema dei risvegli notturni, interessa soprattutto gli uomini, i maschi, dopo eventualmente
potrete aggiungere qualcosa, è un 30% appunto della popolazione. Ci si sveglia prima della sveglia, la sera si va a letto, si mette la sveglia e poi sistematicamente si sveglia un quarto d'ora prima, 5 minuti prima, a seconda. No, questa è una cosa che interessa un 20% delle persone, il 45% dorme meno di quello che dovrebbe e 1 su 3 soffre di insonnia. Vediamo anche la grafica successiva, se la regia la propone, eccola qua. Allora c'è l'insonnia transitoria, che quindi evidentemente è un'insonnia tra virgolette, chiamiamola momentanea, dopo vedremo quanti tipi di insonnia ci sono, il 45%, quella cronica 9 milioni di persone ne soffrono. 9 milioni in Italia, in Italia, certo, quindi certo. Diciamo che è una buona percentuale. Un buon numero. Circa 4 milioni di persone ha utilizzato sonniferi appunto per dormire, più di 2 milioni ha utilizzato psicofarmaci. Ecco, un aspetto sicuramente importante è quello che i disturbi del sonno negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni perlomeno, interessa sempre di più i giovani, al di sotto anche dei 20 anni. E poi ecco, negli ultimi 50 anni abbiamo perso almeno 2 ore di sonno, insomma dormiamo 2 ore di sonno, dormiamo 2 ore in meno di 50 anni fa. Ecco, questo è un po' la sintesi e il quadro di tutti quelli che sono poi i disturbi, no, del sonno, che non sono specificatamente... Allora, questa è una casistica fatta proprio alcuni anni fa dall'AIMS, che comunque riproduce più o meno quelle che sono le casistiche anche non solo di altri paesi europei, ma anche ad esempio casistiche americane. Allora, qui stiamo trattando di un altro capitolo, perché giustamente, come ha sottolineato il dottor Nizzetto, i pazienti che soffrono di apnea non soffrono di insonnia. Certo. Loro hanno una sonnolenza durante il giorno e lamentano questo sonno di cattiva qualità. Qui stiamo parlando invece di persone che si lamentano di dormire male. Insonnia transitoria è un fenomeno che può capitare a tutti, cioè si tratta di un disturbo che nasce e si risolve in pochissimi giorni. Quindi è un fenomeno quasi fisiologico. Molto più interessante invece sono quei numeri dell'insonnia cronica, perché per insonnia cronica noi intendiamo un disturbo che è presente da almeno più di 3 mesi. Ma l'altra cosa che sottolinea appunto quello studio è l'uso di farmaci per riposare, ecco, di sonniferi, che quasi mai sono su indicazione e prescrizione medica. Se c'è un disturbo nel quale le persone, non solo in Italia, tendono all'automedicazione, è proprio l'insonnia, come se un farmaco potesse andare bene per tutti quanti. Riprendiamo un po' il discorso fatto anche prima per le apnee. Anche qui è una terapia sartoriale. Perché? Perché di insonnie ce ne sono di vari tipi, che hanno da un certo punto di vista la classificazione un pochino che giustamente è stata fatta prima, cioè si cerca di capire se stiamo parlando di un'insonnia dell'inizio della notte, di un paziente che si sveglia invece durante la notte o di un paziente che si sveglia molto prima del necessario. Questi sono disturbi diversi che vanno diagnosticati, che sottendono patologie, malattie completamente diverse e richiedono terapie diverse, non sempre e non solo con farmaci. Ci sono delle situazioni, e qui ci agganciamo al discorso dei ventenni, dove i farmaci non sono necessari. In quei disturbi del sonno dei giovani entra un altro problema importantissimo. Il sonno viene regolato da un orologio biologico che noi abbiamo, che si trova all'interno del nostro cervello, in un nucleo molto particolare. C'era anche un'immagine. Sì, dovremmo avere l'immagine appunto del ciclo circadiano, del ritmo circadiano. No? Vediamo se la regia... No, quella dopo. Questo tipo di... più avanti, sì, vediamo se quella dopo. Di ritmo è fondamentale, perché ognuno di noi ha già geneticamente determinato il fabbisogno di sonno, quante ore noi dobbiamo dormire, e anche qual è il nostro orario preferenziale
per addormentarci e quindi anche per risvegliarci. Ecco, mediamente, diciamo, per quelli che sono gli standard italiani, le persone si addormentano attorno alle 22:30, 23, si alzano alle 7 di mattina, ma ci sono persone che geneticamente invece tendono ad addormentarsi molto prima, e sono le cosiddette allodole, e quindi si sveglieranno poi anche molto prima, e poi ci sono quelli che noi per esempio chiamiamo gufi, che invece sono persone che si addormentano molto più tardi, e il dramma è quando devono alzarsi al mattino presto per andare a lavorare. Ma allora diciamo, l'orologio biologico è diverso in un eschimese o in uno che abita nell'equatore? Sì. Perché l'equatore abbiamo 12 ore, notte e giorno. L'eschimese invece si trova 6 mesi al buio e 6 mesi alla luce. Allora, in parte la risposta è sì, proprio per questo meccanismo che stiamo vedendo adesso, ed è il meccanismo che va ad aprire la porta al sonno. Noi abbiamo una via nervosa che parte da un impulso, dalla luce. Questa luce va a trasmettere attraverso l'occhio e delle vie nervose un segnale al nostro cervello. Questo segnale che cosa fa? Blocca la produzione di un ormone importantissimo che si chiama melatonina, che viene prodotto da una ghiandola del cervello, che viene ad essere prodotto e liberato nelle 3 ore, comincia pianino pianino nelle 3 ore che precedono l'addormentamento, ci accompagna per la durata del nostro sonno, per poi bruscamente tornare al silenzio. Quindi la melatonina ha indubbiamente una produzione diversa a seconda delle ore di esposizione alla luce. Esistono però poi anche dei meccanismi. Solo degli occhi o anche la pelle? Esposizione degli occhi, degli occhi, e il regolatore per eccellenza è l'esposizione a una determinata frequenza, che è la frequenza della luce blu. Questo, la luce solare, che sarebbero 6.000-6.500 gradi Kelvin. Sì, c'è anche l'immagine poi. Sì. E attenzione, questo non è l'unico meccanismo che ci fa addormentare, ma è quello, diciamo, che ci dà il ritmo. Perché è importante questo ritmo? Certamente è importante per consolidare, per far partire il sonno, ma è importantissimo anche per dare il là a una serie di strutture che debbono produrre e liberare in determinati orari del giorno o della notte una serie di sostanze ormonali che vanno a far funzionare molti dei nostri organi. C'è una memoria genetica anche nella formazione del sonno, nella cadenza del sonno? C'è, perché la memoria genetica è quella che determina appunto l'orario di addormentamento, la durata del sonno e quindi l'orario anche di risveglio. Questo è trasmesso geneticamente e quindi ha a che fare con l'orologio circadiano, però chiaramente non è l'unico meccanismo, ci sono tutta un'altra serie di meccanismi, perché noi ad esempio durante la veglia accumuliamo tutta una serie di molecole che vanno poi a indurre il sonno e quindi ci fanno da porta di apertura per il sonno stesso. Ma tornando al discorso della luce blu e al discorso dei giovani, una quindi delle cause per le quali i giovani d'oggi hanno problemi di insonnia è perché la luce blu è la frequenza che è presente negli cosiddetti schermi brillanti, cioè quelli dei cellulari, degli iPad e dei PC, dei computer. Basta un'esposizione di pochi minuti nelle 3 ore che precedono l'addormentamento per far crollare a zero la produzione di melatonina e quindi dover ripartire da capo. Quindi questi ragazzi quindi diventa complicato vanno poi a tornare. letto ma non hanno sonno perché hanno completamente inibito questo tipo di processo. Quindi cosa succede? Che alla mattina si alzano senza aver soddisfatto il loro fabbisogno di sonno e quindi vanno a scuola, sono sonnolenti e non riescono a concentrarsi e a studiare durante il giorno. Certo. Sì, allora adesso dobbiamo fare una pausa pubblicitaria, ma torniamo subito per i nostri telespettatori e cercheremo anche di capire, ad esempio parlando con i nostri ospiti, quanto è importante la posizione
che assumiamo quando sì, ci ma addormentiamo. anche gli effetti del coniuge che non dorme perché quello che gli sta vicino russa. Certo. E l'altro, diciamo, effetto collaterale. Certo. Quindi tra poco, dopo la pubblicità, torniamo subito.